Telecamere e microfoni di Verde Nord-Est oggi qui all'ospedale di Noale per parlare di piccole produzioni, di come possono gli associati CIA produrre in casa seguendo tutte le normative igieniche. Ne parliamo con uno dei nostri ospiti che è il presidente di CIA Venezia, Paolo Quaggio. Allora, oggi di cosa si parla, Presidente? Oggi si parla di piccole produzioni locali. Diciamo che finalmente una legge che va incontro a quelle che sono le esigenze in particolare delle piccole aziende, ma non solo, e che dà la possibilità appunto a queste aziende di produrre in casa con piccoli accorgimenti che garantiscano praticamente la salubrità igienico-sanitaria dei prodotti che manipolano e garantiscono quindi il consumatore, dà la possibilità appunto a queste aziende di lavorare senza grossi investimenti di denaro e quindi avere la possibilità di incrementare il proprio reddito. La CIA si è offerta praticamente proprio di creare questa opportunità perché secondo noi è decisamente una novità assoluta, diciamo per certi versi, che garantirà ad alcune aziende che vorranno impegnarsi in questo settore ad avere un reddito migliore. Sono state semplificate, diciamo, le norme igienico-sanitarie, ma per questo non sono state saltate. Ci sarà comunque il controllo delle USL e degli enti preposti a queste cose e sarà garantita sicuramente la salubrità igienico-sanitaria. Quindi salute e attenzione. Sì, salute e attenzione e possibilità appunto per le aziende comunque di lavorare senza avere il cappio al collo, diciamo, della impossibilità a volte appunto legata a certe leggi un po' contorte di lavorare in tranquillità. Grazie a Paolo Quaggio che è stato ai nostri microfoni. Ci è raggiunti nel frattempo il dottor Flavio Valentini che è direttore del Dipartimento di Prevenzione del ASL 13 veneziana. Allora, direttore, un progetto importante perché come ricordavamo con il presidente Quaggio, qui non si tratta di bypassare delle norme o di fare i furbetti, qui si tratta di far sintesi e di consentire alle aziende di produrre in modo controllato e corretto e di dare una garanzia al consumatore finale. Certo, il Dipartimento di Prevenzione è quella struttura dell'azienda che tutela la salute del cittadino dalla nascita alla morte e nei luoghi di lavoro, nei luoghi di produzione. Il problema delle piccole produzioni locali è legato appunto anche a quello che la Regione ha favorito attraverso quella delibera del 2012 e precedente. Ci sono degli ambiti di incertezza, no? Cioè l'adeguatezza delle norme igieniche, dei locali, eccetera. Io spero che nell'ambito di questi incontri di formazione e di discussione ci sia una più chiarezza sia da parte anche di chi fa vigilanza e può dare autorizzazione, ma anche di chi vuole intraprendere questo tipo di attività. Allora grazie al dottor Valentini che ci ha lasciati, ci ha raggiunto ai nostri microfoni un collega, Tiziano Graziottin del Gazzettino, allora moderatore di questo dibattito. È importante anche far conoscere al pubblico questi temi perché le piccole produzioni non vuol dire che non siano garantite come le grandi produzioni. Certo, anzi è un momento questo importante, no, di condivisione con l'USL per evitare che proprio le piccole produzioni trovino a scontrarsi magari con grandi problemi. Noi anche come giornale, come Gazzettino, crediamo molto nell'agricoltura, crediamo nel ruolo che può avere anche a supporto del turismo, che è il petrolio della nostra regione, della nostra provincia di Venezia, e quindi crediamo che un'agricoltura di qualità, come sicuramente è l'agricoltura delle piccole produzioni, può essere una parte importante di questa risorsa che è il turismo. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Andrea Grando che è un giovane associato a CIA Venezia, un giovane produttore, giovane lo diciamo perché è un volto giovane. Allora Andrea, le piccole produzioni locali abbiamo visto sono importanti, le abbiamo visto con il vostro presidente Paolo Quaggio, ma davvero sul campo poi chi ci va siete voi. Quanto importante è, ripeto, un'iniziativa come questa
anche come tutela per il consumatore? Sicuramente per l'agricoltore è un'opportunità che ci viene data, insomma, perché una parte della produzione che magari non si riesce a vendere o comunque ha un suo passaggio, diciamo, in questo settore, insomma, può essere utilizzata, trasformata e conservata per poi essere venduta, soprattutto nella vendita diretta, è un'opportunità. Quindi penso che importante sia sfruttarla, dare tutte le garanzie che il consumatore certamente richiede, sia come sanità che come qualità del prodotto finale. Allora, grazie ad Andrea Grando per essere stato ai nostri microfoni, grazie ai nostri ospiti precedenti. Per quanto riguarda le piccole produzioni locali, qui dall'ospedale di Noale, convegno organizzato da CIA Venezia è tutto, rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.